amici, eccoci pronti per questa sfida di questo sabato 5 febbraio qui al Palasport a Liercio. Allora cominciamo subito a presentare le due squadre e cominciamo come da tradizione con la squadra ospite, i Work Faenza, il numero 3 Pallas Cunai, il numero 4 Licia Schweinbacher, il numero 5 Alice Cappellotto, il numero 6 la capitana Lucia Morsiani, il numero 7 Arianna Minguzzi, il numero 9 Rosa Cupido, il numero 10 Elisa Pollicari, il numero 12 Giulia Manzotti, il numero 14 Amanda Canzi, con il numero 16 un ex dell'Umana Layer Elena Castello e il numero 32 Iori Davis. L'allenatore ex dell'Umana Layer Simona Ballardini. E naturalmente salutiamo anche un'altra ex dell'Umana Layer, Rachele Porcu. And now! Bene, pubblico italiano, diamo la carica alla nostra squadra e salutiamo le ragazze dell'Umana Layer. Il numero 4 la nostra capitana Martina Vestagno, il numero 5 Deborah Carangelo, il numero 6 è Kayla Forton, il numero 13 è Gigi Pedronite, il numero 14 Sara Madera, il numero 28 Giovanna Sporto e il numero 30 Beatrice Attura e il numero 41 Elisa Penna e il numero 45 Astun Moore e il numero 50 Matilde Bianchi e il nostro allenatore Andrea Mazzon. Vice allenatori sono Juan Fernias e Michele Dallora, il preparatore fisico è Davide Rocco e noi salutiamo naturalmente anche Francesca Pan e Yvonne Henderson. Signori, l'Umana Layer! Bene, ora tutti in piedi per l'inno nazionale. Amici sportivi
tifosi dell'Umana Reyer, appassionati di grande basket femminile, bentrovati al Palasport Taliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Torna finalmente in campo in campionato l'Umana Reyer dopo una serie di lunghissimi rinvii, una serie lunghissima di rinvii causati dal Covid, e in questo sabato di basket l'Umana Reyer ospita nella seconda partita di questa giornata. Infatti la prima si è conclusa con la vittoria di Bologna in quella di Sassari per 95-91. Dicevamo l'Umana Reyer ospita la eWork Faenza. Apparentemente un testacoda, in quanto sì, in testa alla classifica c'è Schio. L'Umana Reyer è stata superata da Lucca, ma ricordiamo che c'è una serie di asterischi lunghissima vicino alla formazione. In questo momento è, diciamo, sta lì per... Esatto, non la guardiamo nemmeno, diciamo, però comunque è una squadra che lotta per il vertice, una squadra che lotta per la salvezza, la neopromossa romagnola. Faenza che reduce però da una vittoria e dunque è un avversario da non sottovalutare, anche perché l'Umana Reyer in questa partita è priva di Francesca Pan, che dopo l'operazione al ginocchio aveva recuperato, era tornato in campo, ma ha avuto di acutizzarsi dei problemi e dunque è ancora fuori. E in questa partita non c'è nemmeno Yvonne Anderson, impegnata con la nazionale serba, e dunque l'Umana Reyer sicuramente ha un roster molto profondo, però è costretta a rinunciare a quella che è la sua principale bocca da fuoco, per avere però dall'altro lato un roster 10 ragazze a referto con un altissimo potenziale sotto canestro, perché ci saranno assieme Ndur, Petronite e Thornton. Esatto, e tra l'altro non dimentichiamoci cosa vuol dire riprendere a giocare dopo una lunga sosta, per cui tutto sommato il calendario in qualche modo è utile all'Umana, che ha un avversario che sulla carta è abbordabile, visto che ha vinto solamente 2 partite. Faenza, squadra che ha cambiato allenatore, ha cambiato giocatrici, diciamo che ovviamente paga lo scotto veramente del primo anno in Serie A, è una neopromossa, e quindi sta vivendo un campionato abbastanza difficile. È anche vero che per l'Umana è un mese che ci appropriamo ad affrontare una serie infinita di partite, e tra l'altro praticamente tutte fuori casa, perché in campionato il 9 c'è Empoli, il 12 c'è Broni, il 16 c'è San Martino di Lupari, il 26 c'è Sassari, il 20 ci sarebbe stato a Campobasso. Ma c'è anche un recupero di Coppa, perché l'Umana Reyer, anche se ha disputato quella che doveva essere la sua ultima partita interna di Euroleague Women proprio in settimana con Praga, la partita che si è conclusa sul 75-84, dunque una sconfitta sì, ma assolutamente onorevole contro una delle corazzate europee, ha comunque 2 recuperi da fare anche in Europa, e sono 2 recuperi importanti, perché l'Umana Reyer a questo punto è fuori dalla Euroleague Women, ma può rientrare comunque in Eurocup dalla porta di servizio, diciamo così, classificandosi al 6° posto, e però dovrà andare a vincere a Mosca. Ma questi sono ragionamenti che esulano dal campionato che la vede apposta appunto alla eWork Faenza, squadra allenata, dicevi tu, un cambio in panchina da Simona Ballardini, che è stata applaudita qui al Taliercio giustamente perché ha vestito la maglia dell'Umana Reyer, e è stata una, tra parentesi, anche delle più belle Umana Reyer nella storia, sì, prima di quella scudetto, quando diciamo. Faceva giocatrice e allenatrice. Praticamente sì, sono quelle giocatrici, quelle campionesse, dobbiamo definirle così, il cui contributo va decisamente al di là di quello che è una grandissima tecnica, perché Simona Mardini, lo ricordiamo, è stata una grandissima tiratrice, oltre che una giocatrice che sapeva leggere basket in campo, ma ripetiamo, riesce a dare un contributo, riusciva a dare un contributo anche dal campo come allenatrice aggiunta. Adesso è allenatrice a tutti gli effetti di questa eWork Faenza, che comincia in difesa in maglia nera contro la maglia granata, quindi un po' anche di confusione forse negli accoppiamenti cromatici, avrebbe sicuramente facilitato per... Ecco intanto la tripla di Deborah Carangelo per aprire il match, dicevo, forse avrebbe aiutato la maglia chiara. La maglia chiara che l'Umana Reyer di solito adotta negli incontri interni. Questa è stata comunque la scelta, e quindi seguiremo con questi colori il match, che si è aperto appunto con la tripla di Deborah Carangelo in quintetto, mentre c'è il primo tiro anche per Faenza con palla che però non va a segno, e poi c'è la rimessa a favore proprio della squadra romagnola. Dicevo, in quintetto c'è Bestagno, Carangelo, Thornton, Penna e Ndur da una parte, dall'altra Cunai, Morsiani, Cupido, Policari e Davis.
Extra possesso in attacco per la formazione ospite con Morsiani, la capitana, che consegna il pallone alla compagna Cupido, poi l'accelerazione ancora di Morsiani, il tiro è a segno per Faenza, dunque si porta a -1 perché il canestro dell'Umana Reyer era stata da 3 punti. 3-2 dunque il punteggio, però col primo canestro della Iwork Faenza in questo match che vale per la giornata di Serie 1 Tech Find femminile. L'attacco di Martina Bestagno, l'appoggio al tabellone, l'errore, tante maglie nere a rimbalzo, la spunta così Faenza con la transizione di Cupido, che però preferisce rallentare in quanto la difesa dell'Umana Reyer è già schierata. Cupido ancora con il palleggio aperto, lo scarico per la tripla aperta di Morsiani, questa volta non va il tiro della capitana e rimbalzo, e questa volta è nelle mani di Elisa Penna che guida la transizione rallentata dal numero 10 Policari. Servita a Thornton, spalla canestro, il duello con Davis a più centimetri, Kyla Thornton che porta a casa il fallo e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Partita ancora nelle fasi interlocutorie, Andrea. Sì, fase interlocutorie dove però sicuramente un piano partita per la squadra di Mazzone è quella di cercare di servire sotto. Abbiamo visto prima con Bestagno non è andata bene, questa volta Thornton di esperienza ha aspettato che la giocatrice avversaria le franasse addosso per poi prendersi i tiri liberi, però sicuramente peso sotto canestro l'Umana ce l'ha. E ricordiamo che comunque Bestagno e Endur sono 2 giocatrici che, pur essendo dotate di centimetri e di esperienza, hanno anche un buon tiro, anzi un ottimo tiro direi dalla distanza, per cui non può assolutamente concedere nulla la formazione faentina, che subisce i 2 tiri liberi di Kyla Thornton e dunque di nuovo più 3 per l'Umana Reyer. Ora in difesa sull'attacco gestito da Cupido, poi mette palla per terra Morsiani, cerca il consegnato verso Davis e c'è il fallo di Kyla Thornton, dunque contraccambio dopo il fallo di Davis su Thornton, il fallo di Thornton su Davis, però non arriva su azione di tiro, solamente rimessa dunque per Faenza, che avrà ancora 14 secondi sul cronometro dell'azione per concludere con un tiro il possesso offensivo. Si riparte da Cupido, incaricata della rimessa, il pallone servito a Cumani che scambia ancora con Cupido, ancora Davis che attacca il pitturato, il duello con Kyla Thornton, l'invenzione da parte di Yori Davis per il canestro che dà nuovamente il -1 alla squadra ospite di Simona Ballardini. Carangelo per Thornton, il fallo in attacco, continua il duello tra Thornton e Davis e questa volta il fallo di Thornton con Davis che fa vedere la spallata da parte di Kyla Thornton e dunque questo fischio può anche starci, Andrea. Sì, diciamo di sì, forse vediamo Mazzone che chiede un po' spiegazioni perché insomma sì, può starci anche no. No, diciamo che o c'è il fallo o c'è il flopping, perché si è buttata letteralmente per terra Davis, però il contatto c'era stato ed ecco il canestro del sorpasso per Faenza con ancora Morsiani. 5-6 il punteggio, percentuale alte in questo avvio di partita. Carangelo, palla dentro per Bestagno, raddoppiata, usa del piede perno, scarico in angolo per Elisa Penna, la tripla che non va a segno, il rimbalzo è di Kunai che ha già servito a Cupido, poi Davis, nuovamente il duello con Thornton, il tentativo di scarico, intercetta Ndur, poi il pallone recuperato da Carangelo che lancia per Penna. Non c'è spaziatura, così si preferisce gestire il pallone sul perimetro, poi dato sotto a Bestagno, un contatto non fischiato, ancora lo sguardo di Bestagno alla terna arbitrale che, lo diciamo, è formata da Bramante Spessot e Rebecca Di Marco. Rimane in vantaggio e anche in possesso di palla la Iwork Faenza con un fallo ancora una volta contro la difesa dell'Umana Reyer, già il terzo ed è il primo di Elisa Penna. Sì, diciamo che non hanno fischiato su Bestagno, hanno fischiato questo che insomma era comunque molto sì, simile, la spinta, diciamo, ecco. Sì. Vediamo, insomma, sì. non ha Il replay ci conforta sulla nostra valutazione. Comunque l'effetto è che rimane in attacco con un punto di vantaggio la Iwork con Cupido che si arresta, la partenza ad incrocio, bel canestro ancora per la formazione di Simona Ballardini e dunque il +3, massimo vantaggio sul canestro di Cupido per le ospiti. L'attacco di Carangelo che chiude il palleggio, scambia con Penna, ancora da Penna a Bestagno, nuovamente cercata dalle compagne la capitana, mani addosso, niente fischio, il canestro di Bestagno
Bestagno che segna e poi guarda gli arbitri, una fulminata con lo sguardo della giocatrice di Sanremo, che ha messo a segno intanto il canestro del 7-8. Con il nuovo attacco per le ospiti, il cambio di lato, la palla in angolo a Cupido, poi Davis, nuovo duello, questa volta mi sembra, no, sempre con Kyla Thornton, si arresta Davis, alza ancora la parabola, è giocatrice che ha sicuramente nelle mani tanti punti Davis e mi pare che si sia esaltata nel duello con Thornton. Sì, tra l'altro Thornton ha difeso anche bene, solo che ha veramente avuto grande capacità Davis, sì, e così come ce l'ha in questo controllo del frangente pallone. Elisa Penna con i primi 2 punti della sua partita, che valgono nuovamente il -1 per l'Umana Reyer. Partita senza grandi interruzioni in questa prima metà di primo quarto. Adesso mi sembra sia un accenno di zona, almeno a vedere la lettura iniziale dell'azione. Siamo agli ultimi 10 secondi dell'attacco per Faenza, che trova tutti gli spazi chiusi, la linea di fondo della capitana Morsiani, il recupero della difesa dell'Umana Reyer e Penna va alla transizione, ma preferisce ragionare visto che la difesa ha ripiegato. Ancora Bestagno, questa volta il fischio c'è e vediamo se verrà concessa l'esecuzione di 2 tiri liberi. Il fallo è di Cupido, la spinta e 2 tiri liberi, sì, infatti. Sì, perché poi ha continuato l'azione, qui brave, appunto buona la difesa che non ha concesso nulla a Faenza, e poi è arrivata anche la possibilità di muoversi in velocità, e comunque con una buona Penna è stata molto brava a aspettare il rimorchio di Bestagno, che ha ricevuto palla e quindi è subito fallo. Cambio, diciamo così, psicologico da parte di coach Andrea Mazzon, visto che Thornton con il duello con Davis stava subendo e aveva già 2 falli e ha già 2 falli al suo attivo o al suo passivo, valutatelo voi. Inserisce Giovanna Smorto, che è una grandissima giocatrice di difesa. Intanto Bestagno fa 2 su 2 e riporta in vantaggio l'Umana Reyer. Chiaramente perde qualcosa in fase offensiva, ma prova ad arginare così Davis, che in questo momento è assieme alla capitana Morsiani la trascinatrice di una Faenza che si ritrova indietro nel punteggio, ma assolutamente in partita a metà del primo quarto. La tripla di Policari, l'errore, il rimbalzo offensivo toccato per un attimo da Faenza, ma c'è la transizione dell'Umana Reyer con Carangelo. Ancora una volta preferisce ragionare, a difesa schierata la numero 5 che riceve il pallone di ritorno da Penna. Ancora Carangelo con il pallone in mano, apre il palleggio, scarica per Smorto, ultimi 5 secondi, palla deviata dalla difesa, solo 3 secondi e 8, giustamente coach Andrea Mazzon lo segnala alle proprie giocatrici. Che non so cosa vuol dire, ma chiama lo schema chiaramente. Esatto, però sicuramente faranno qualcosa. E la rimessa dal fondo effettuata da Elisa Penna, che riesce a trovare Endur, il tiro di Ascondur. Ecco, annotiamocelo questo schema, ha funzionato Andrea. Sì, ha gestito benissimo quest'ultima azione, un bel canestro di Endur. Piccolo parziale di 4-0 per l'Umana Reyer, che dunque di 6-0, si è riportata in vantaggio di 3 punti dal 7-10 al 13-10 attuale, con ancora un errore per Faenza, che va a mettere mani addosso su Astundur nella pressione. Ovviamente cerca di provocare l'infrazione, non c'è l'infrazione, c'è una ottima lettura per l'Umana Reyer, non quella di Elisa Penna, che doveva avere il coraggio di attaccare il ferro. Qui scarica invece per i LED davanti alla panchina allenata dalla panchina di coach Andrea Mazzoni, e la palla è per Policari, che ha servito a Cupido per il nuovo attacco di Faenza. Alle viste un cambio anche per la formazione di Simona Ballardini, che legge la zona servendo il pallone in posta. Chiara interpretazione giusta di come attaccare la zona, anche se poi arriva l'errore di Policari e l'Umana Reyer torna in possesso di palla con lo scambio tra Smorto e Carangelo. Deborah Carangelo, lo scambio con Astundur, si alza anche Beatrice Attura dalla panchina dell'Umana Reyer. Smorto, Carangelo, ultimi 7 secondi dell'azione e c'è il fischio arbitrale contro la numero 10 Policari. Terzo fallo anche per Faenza e cambio alle viste. Adesso vedremo doppio cambio alle viste, anzi. Brava qui Carangelo, che ha proprio cercato il contatto con l'avversaria, il fallo, perché era un'azione in cui l'Umano non aveva fatto moltissimo, e quindi in questo modo riporta il cronometro 14 secondi, oltre ovviamente aver portato Faenza al terzo fallo. E fuori Penna, dentro Attura, doppio playmaker dunque per l'Umana Reyer, dentro Manzotti e Canzi per la formazione ospite, che ha 3 punti da recuperare. Subito Attura ad accelerare, lo scarico per Smorto che fa saltare Davis, lo scarico ancora per Attura, la sospensione dalla media distanza non va, il tocco di Bestagno che anticipa
le avversarie, facendo però anche carambolare il pallone addosso alla mano di una giocatrice in maglia nera. Dunque resta in attacco l'Umana Reyer, 3:13 da giocare, 13:10 il punteggio in questa seconda partita della giornata di Serie 1 femminile. Tech Find al Palasport Taliercio di Mestre, la rimessa nelle mani di Indur, poi si resta sul perimetro con Attura, la tripla di Bestagno, ed ecco quello che si diceva in precedenza: lunghe sì, ma con mano docile, ed ecco Bestagno da 3. Sì, se comincia a trovare anche dalla misura l'Umana, diventa davvero molto difficile per Faenza, anche se ancora è un divario accettabile. Qui bellissima, e segna Kunai il canestro per Faenza, chiudendo il break a 9-0 per l'Umana Reyer, che resta dunque in vantaggio di 4, 16-12 sul tabellone del Tagliaccio. Bel gioco ancora a cercare Astundur, la palla viene toccata da Manzotti e c'è un altro cambio alle viste per la formazione ospite. Esce Davis, che è stata sì contenuta con la zona, ma va fatto anche il complimento a Smorto, che all'inizio l'ha marcata in marcatura individuale. In campo Schembacher con la maglia numero 4 per la Iwork Faenza, pronta a entrare anche Sara Madera, il tentativo che non va di Attura, rimbalzo eccolo di Giovanna Smorto che riapre per Carangelo, e dunque altro possesso per l'Umana Reyer gestito dalla propria numero 5. Mancano ormai solo 4 secondi per l'azione in tiro, ancora non ha costruito nulla l'Umana Reyer. Va Smorto a prendersi la tripla sulla sirena, riesce a colpire il ferro ma non arriva il canestro, arriva invece il rimbalzo da parte di Kunai, ma già dall'altro lato Faenza che si costruisce una buona tripla, non a segno, altro rimbalzo per Giovanna Smorto che poi consegna nelle mani di Deborah Carangelo. Ultimi 2 minuti di gioco al Palasport Taliercio, l'accelerazione di Carangelo che mantiene aperto il palleggio, nuovamente in punta con Attura, ultimi 7 secondi, Smorto, il pallone dentro e c'è il fallo della difesa, la numero 14 Amanda Cecilia Canzi, è il primo fallo, il fallo del bonus per la Iwork Faenza, e cambia ancora alle viste dentro Madera da una parte e la numero 5 mi sembra Cappellotto, sì, numero 5 Cappellotto in campo. tra l'altro l'Umana con tutte le italiane in campo. Tra l'altro strano che non sia entrato Pretononite, probabilmente appunto non al meglio fisicamente. E quindi scelta nella rotazione straniera è stata proprio dagli impegni con la nazionale serba di Yvonne Anderson. Intanto Beatrice Attura, grandissima giocata di Attura, e Umana Reyer che ritorna a +6, 18-12 con l'attacco di Faenza. Canzi, il pallone che arriva in angolo, ancora la rotazione veloce e la tripla a segno per Manzotti. Dunque con i 3 punti di Manzotti dimezza lo svantaggio la formazione faentina, che non aveva falli da spendere e dunque manda in lunetta Deborah Carangelo con il primo fallo di Cappellotto. Sì, ovviamente deve essere aggressiva Faenza, perché non puoi lasciare l'Umana gestire il ritmo, però questo porta a falli come in questo caso a metà campo, che non era diciamo proprio la scelta migliore, però soprattutto perché appunto è esaurito il bonus. Dentro anche Elena Castello, ex di turno, ci sarebbe anche Porcu, ma non è a referto per Faenza in questa serata. Segno Carangelo con il primo tiro libero, 4 punti per lei, così come sono 4 quelli di vantaggio dell'Umana Reyer, che è pronta a mettere in campo Elisa Penna dopo la seconda esecuzione da lunetta di Deborah Carangelo per il 20-15. Dunque si ritorna con una playmaker e Penna, che oggi gioco forza, visto anche il roster, è costretta a giocare da guardia, ma è giocatrice che ha assolutamente le mani per giocare anche in quello spot. E arriva un altro recupero della difesa dell'Umana Reyer con Attura che corre, ultimo minuto in avvicinamento qui al Palasport Taliercio. Attura prova ancora a sfuggire e porta a casa il fallo di Cappellotto, già il secondo fallo della numero 5 di Faenza, e ancora una volta regala 2 tiri liberi, prima possibilità della Umana Reyer e di una squadra comunque nella partita di arrivare a più di 2 possessi di vantaggio. Pronto a entrare Gigi Petronita, anche questa è una bella notizia. Sì, l'avevamo un po' chiamata. Comunque sì, sta approfittando di questi falli per andare in lunetta l'Umana, e quindi ovviamente tiri tra l'altro con giocatrici che hanno ottime mani dalla linea della carità, quindi
buone opportunità di riportarsi avanti. Va a rifiatare in panchina Martina Bestagno per l'Umana Reyer, che pressa adesso a tutto campo. Del quintetto iniziale c'è in campo Elisa Penna, la decima, ha riferto oggi la giovanissima Matilda Bianchi, classe 2003. Ancora un recupero da parte di Smorto, che poi tocca la linea, ma la pressione a tutto campo dell'Umana Reyer sta mettendo in difficoltà Faenza, che era partita decisamente forte. Lo ricordiamo, 10 punti nei primi 4 minuti, poi 5 nei restanti 5 in cui si è giocato. Ce n'è ancora uno scarso per andare al primo intervallo. Ha un fallo da spendere l'Umana Reyer, non ci riesce perché brava la formazione faentina a costruire, poi arriva una mattonata dall'arco e rischia adesso però di perdere palla anche l'Umana Reyer, con la palla che è sfuggita dalle mani di Smorto. Brava Tura comunque a recuperarla, a superare adesso la metà campo marcata da Manzotti. Ancora la numero 30 Oro Granata che accelera, attacca il ferro, bel passaggio ad una mano, Penna, l'extra pass, il tiro che è stato ottimamente costruito, non va, ma ancora Smorto a rimbalzo, questa volta Molto offensivo, reattivo. e fa un segnale la panchina e arriva il fallo di Manzotti su Petronite. Non sono riuscito a capire cosa segnalassero le compagne dalla panchina a quelle in campo. Alla fine comunque è arrivato il primo fallo di Manzotti. I due tiri liberi in arrivo per Petronite. Non si segna dal campo da abbastanza, perché qui si va avanti a tiri liberi. L'ultima è stata la tripla di Manzotti, l'ultimo canestro dell'Umana Reyer quello di Attura, ma intanto può allungare nel punteggio. Poi c'era solo un possesso, se riuscirà a gestire il pallone la formazione faentina, per andare al primo intervallo breve. Intanto il primo punto della partita della lituana Gigi Petronite per il 23-15 dell'Umana Reyer. 18 secondi e 2 da giocare nel corso del primo quarto. Secondo libero e secondo canestro per Gigi Petronite a 24-15. Prova a pressare l'Umana Reyer, che ripeto ancora un fallo da spendere, e lo fa adesso con Elisa Penna. Peccato perché è però il secondo fallo di Elisa Penna. Sì, anche perché difficilmente in una situazione del genere riesce a rubare palla. Ed ecco Matilda Bianchi in campo per l'Umana Reyer, dunque 10 referto già nel primo quarto. La giovanissima classe 2003 prende il posto di Beatrice Attura. Ricordiamo che questa è la partita in cui esordì sulla panchina dell'Umana Reyer Andrea Mazzone. Non è che ne abbia giocate tantissime per ora l'Umana Reyer dopo l'arrivo di Mazzone, volendo un po' scherzare vista la situazione. Fu una vittoria rotondissima quella in terra faentina. È chiaro che adesso secondo me l'Umana Reyer sta pensando anche un po' alla gestione delle energie, pensando ai tanti impegni. Faenza ovviamente può cercare di approfittarne e lo fa intanto guadagnandosi 2 tiri liberi con la bella accelerazione di Schwenbacher, che andrà in lunetta 3 secondi e 2. Teoricamente c'è anche l'opportunità di avere un tiro per l'Umana Reyer, vedremo però che cosa succederà nell'esecuzione dalla lunetta. 2 tiri liberi per Schwenbacher sul fallo che è di Giovanna Smorto, e primo punto per la numero 4 in maglia nera per portare l'I Work Faenza a quota 16 contro i 24 dell'Umana Reyer, e 2 su 2 di Schwenbacher, dunque 24-17. L'ultimo tiro sarà per l'Umana Reyer con la preghiera da parte di Beatrice Attura, che non va a segno, e dunque il punteggio dopo il primo quarto dice Umana Reyer 24, I Work Faenza 17.
Allora Andrea, una partita che era cominciata con il vantaggio di Faenza fino al 7-10, poi l'Umana Reyer è riuscita a alzare il livello difensivo, sono emerse ovviamente anche le maggiori qualità tecniche più sparse sul roster, e del resto la classifica lo dice rispetto a Faenza, ma direi che la chiave secondo me è stata soprattutto la difesa, perché Davis ha fatto il bello e il cattivo tempo, poi la marcatura di Smorto prima e la zona poi hanno fermato la principale realizzatrice di Faenza, Simona Ballardini. Anche lei ha cercato di dare rotazione dando fondo alla panchina ed è emersa la differenza tra le due squadre. Sì, è chiaro che appunto la panchina di Venezia ha giocatrici che potrebbero partire in quintetto, praticamente non c'è quasi differenza. Sicuramente la zona ha un po' mischiato le carte e ha un po' inceppato certi meccanismi. Qui vediamo Davis che si è costruita dei canestri molto belli e tutto da sola in sostanza, e quindi ha un po' sparigliato le carte, da lì un po' approfittato. Questi falli di Faenza nel finale hanno permesso poi all'Umana di gestire molto bene, avere la possibilità di andare in lunetta, e quindi dove tra l'altro è stata secondo me molto precisa, se non, 10-10, sì. Esatto, se non ricordavo male, e quindi gioco forza l'Umana ha preso un po' il largo, però Faenza sta giocando comunque una buona partita, sappiamo c'è un divario in classifica importante, però sta tenendo, almeno in questi primi 10 minuti c'è stato un certo equilibrio. Paradossalmente, anche se fino a un certo punto Faenza sta tirando meglio dell'Umana Reyer, 50% contro 46,2. Certo che l'Umana Reyer ha preso quasi il doppio dei rimbalzi, 9-5, ma questo si sa vedendo il roster. Buona circolazione su entrambi i fronti, 5-4 gli assist per l'Umana Reyer. Palle perse siamo lì, 3-2, però vedi la differenza è questa: 3 palle perse perché sono palle recuperate dell'Umana Reyer. L'Umana Reyer invece le 2 le ha perse in maniera assoluta. Dicevi dei falli, sì, Faenza sicuramente ha speso più falli dell'Umana Reyer, 7-5, ma ci sono già 2 giocatrici dell'Umana Reyer, sono 2 giocatrici da quintetto con 2 infrazioni. Si tratta di Kyla Thornton e di Elisa Penna, e questo magari potrebbe essere una variabile su cui potrebbe provare a puntare la formazione faentina, anche se è chiaro che lo sapeva già Simona Ballardini, questa è una montagna arda da scalare, estremamente arda da scalare per la sua squadra, che però può ancora aggiungere elementi al proprio processo di crescita nel suo primo anno dal ritorno in Serie A1 Tech Find, perché lo ricordiamo Faenza è stata una delle piazze di vertice del basket femminile, poi è ripartita dalle serie inferiori e la scorsa estate la promozione che ha riportato il club nella massima serie, e ora affronta le campionesse d'Italia dell'Umana Reyer, che hanno 7 punti di vantaggio dopo l'errore nel primo attacco per Faenza. Vanno a servire dentro Petronite, no look per Madera, ancora sul perimetro per Attura, ultimi 5 secondi, Smorto da 3 punti e un airball, e poi arriva l'infrazione di 24 secondi e applaudo comunque le compagne Smorto, che si è trovata un po' costretta a prendersi tiro. Adesso si confronta con Andrea Mazzone, che la incarica soprattutto di fare la buona guardia in difesa. Cappellotto al limite delle infrazioni passi, questo arresto si arrabbia non poco coach Andrea Mazzone, possiamo sì, capirlo. perché ha lasciato sul posto l'avversaria e poi aveva 2 metri per tirare. Meno 5 per Faenza, Umana Reyer che attacca con Gigi Petronite, mette palla a terra la lituana, scarico per Beatrice Attura, tripla aperta, l'errore, la lotta al rimbalzo, il buon tagliafuori su Madera e la palla che viene recuperata in qualche maniera da Faenza, con Smorto che mette mani addosso un po' alla palla, un po' a Castello, ma questo è il metro arbitrale che lascia proseguire, perché comunque il possesso è per la Work Faenza in attacco con la gestione del pallone di Schwenbacher, la circolazione, la tripla della numero 4, adesso era Schwenbacher che venne prima era Cappellotto, l'errore da 3 punti, e dunque si rimane sul 19-24 con l'attacco dell'Umana Reyer gestito sul perimetro da Deborah Carangelo, chiede l'aiuto di Madera, poi si allontana ancora
Carangelo. Ultimi 5 secondi dell'azione, Madera da 3 punti, ancora un tiro che a malapena scheggia il tabellone, il rimbalzo di Canzi, la transizione di Cappellotto, lo scarico per l'accelerazione di Manzotti, palla persa nel tentativo di scarico, fase piuttosto convulsa di gioco, palla gettata alle ortiche adesso da Carangelo che si scusa con la panchina, palla troppo alta per Petronite, dunque nuovo recupero per Faenza. Ancora non ha segnato l'Umana Reyer in questo secondo quarto, che è arrivato solo il canestro di Cappellotto, pronta a una sostituzione della panchina dell'Umana Reyer. Sembra proprio Matilda Bianchi nuovamente sul cubo del cambio, mentre arriva il sospensione dalla media distanza per la formazione faentina da parte di Castello. Ha detto Cappellotto la panchina, ma in realtà è stata sì, Cappellotto, scusate, mi sono sbagliato io. Cappellotto dunque ha segnato solamente lei in questo quarto e ha riportato Faenza a 3 punti di ritardo. Carangelo per la tripla di Smorto, primi 3 punti anche per l'Umana Reyer con la bomba di Giovanna Smorto, 27-21, ma Faenza fa bene a crederci e continua ad attaccare contro la zona dell'Umana Reyer. Cappellotto, il pallone per Schwienbacher che mette palla per terra, parte con la mano sinistra, cerca il sottomano, l'errore rimbalzo di Petronita, ma le strappa palla la stessa Schwienbacher e viene subito richiamata dalla panchina Astundur, anche se continua a sbagliare Faenza, ma continua a recuperare rimbalzi offensivi. C'è il canestro di Canzi e si arrabbia non poco coach Andrea Mazzon che chiama il time out. Lo vediamo qui precare diciamo al cielo, perché sicuramente non gli piace questa reattività, soprattutto perché in queste occasioni, in queste ultime 2 occasioni, Faenza è stata più reattiva nel recuperare palla e alla fine, sai, se concedi tante palle poi uno segna. Poi sicuramente grande difficoltà in attacco in questo secondo quarto, si era veramente inceppata l'Umana, tanto che appunto ormai Faenza si è rifatta sotto. Bisogna continuare a giocare, non si può pensare che la partita sia in cassetto, ce n'è ancora parecchia da giocare e bisogna impegnarsi. Dunque Umana Reyer che mantiene un margine di 4 punti dopo aver chiuso il primo quarto a più 7. Ancora non sono cominciate le altre partite della giornata, che lo ricordo sono Schio Ragusa, Campobasso Broni, Empoli Lucca e San Martino di Lupari, Sesto San Giovanni. Soprattutto Schio Ragusa è partita decisamente importante per quel che riguarda le zone alte della classifica. Stavo cercando sul sito della Lega Basket le statistiche di questo match, del nostro match che stiamo seguendo, in realtà non sono ancora inserite purtroppo, e dunque non possiamo fornirvele in tempo reale. Ovviamente noi stiamo seguendo quello che succede sul parquet, ma approfittavamo dell'interruzione per vedere qualcosa di più. Così non è stato possibile, mentre per Faenza rientrano in campo la numero 3 Kunai e la numero 32 Davis, e dunque ha dato abbastanza fiato alle 2 straniere. Sì, adesso può usare le sue bocche da fuoco Faenza e quindi è un momento molto importante della partita sicuramente. 4 di vantaggio, palla in mano per l'Umana Reyer, che invece ha rimesso in campo Matilda Bianchi in cabina di regia al posto di Deborah Carangelo. Il pallone mosso ancora sul perimetro con Madera che scarica per Attura, finge la tripla, accelera e cerca ancora l'assist, ma la difesa legge perfettamente. Dunque arriva la palla persa per l'Umana Reyer e il tentativo di Cappellotto è corto, ma ancora un rimbalzo per Faenza, anche se poi lo scarico di Kunai è direttamente in di Canzi è direttamente in rimessa laterale, e dunque non arriva il canestro, anche se Mazzone continua giustamente ad arrabbiarsi perché perché stiamo cercando di servire sotto, però se spazio non c'è o trovi qualcos'altro o comunque devi provare il tiro da fuori. Smorto. Vedete anche qui sì, infatti molto fermo l'attacco dell'Umana Reyer, e Smorto scarica direttamente nelle mani di Cappellotto, poi va vicino al recupero, anzi no, va a spendere il fallo, e il secondo fallo anche per Giovanna Smorto, terza giocatrice oro granata ad arrivare a 3 infrazioni, rientra in campo allora, a 2 infrazioni scusate, rientra in campo Kayla Torto. Sì, appunto non si può continuare un po' a buttarsi contro il muro senza
senza avere un po' di lucidità. In questo momento manca in lucidità in attacco. Confronto tra Mazzone e Smorto che tornava in panchina, e qui confronto invece in campo tra Davis e Ndur, forse un contatto non sanzionato ma ancora una palla gettata alle ortiche con Kayla Thornton che ha perso l'elastico. Adesso c'è l'infrazione di passi a conferma del momento non bellissimo di pallacanestro, per usare Sì. un eufemismo, sul parquet da un lato e dall'altro. Kayla Thornton con i suoi lunghi capelli adesso si rimette l'elastico, anche per questo che è arrivata la palla persa, perché Sì, probabilmente è stata però non è che si è condizionata. tolto da solo, No. gli è arrivata una manata che... Però diciamo che questo è il metro arbitrale, anche perché l'abbiamo detto in precedenza, forse c'era anche un contatto, e forse molto più di forse, tra Ndur e Davis, anche questo non sanzionato, e dunque del resto hanno fischiato solo un fallo e siamo quasi alla metà del secondo quarto. È un brutto secondo quarto, lo stiamo ammettendo senza problemi. Adesso c'è il fallo, perché sì, ok, avere metro permissivo ma fino a un certo punto. Sì, qui ha insistito, ha cercato di rubare palla, ma quando poi ha preso il primo passo ovviamente gli è franato addosso l'avversario. Bestagno al posto di Madera per l'Umana Reie dopo il secondo fallo di Svenbacher, che è il primo di squadra per Faenza nel quarto, e rimessa in attacco per le Oro Granata affidata alle mani di Kayla Thornton, che rimette praticamente a ridosso della linea di centrocampo. Il pallone servito a Beatrice Attura con il blocco di Astundur, ancora Attura per Bestagno, ancora Attura, ultimi 4 secondi, la tripla di Attura non va al rimbalzo di Martina Bestagno, che poi va su, contatto ancora una volta non sanzionato, ma abbiamo capito che questo è il metro arbitrale. Davis cambio di direzione, corto il tiro, Kunai recupera la palla, l'ultimo tocco da parte di Martina Bestagno, ancora cambia le viste, abbiamo varcato la metà del quarto, il punteggio è di 3-6. Stavo Non controllando. stiamo parlando di tennis. Esatto, 6-3, ha fatto il break esterno la formazione faentina, no, punteggio molto basso e spettacolo altrettanto, purtroppo, con Cupido che è ritornata in campo, sbaglia, poi la lotta a rimbalzo tocca Bestagno, partita estremamente sporca, possiamo dire così, oltre che nella tecnica anche nei contatti, ma questo è il metro a cui l'hanno importata gli arbitri. L'importante è che ci sia coerenza su un lato e sull'altro. Thornton da 3 punti, l'errore, e la palla è per Faenza, con altri cambi alle viste per Simona Ballardini, che praticamente rimette in campo il quintetto iniziale, perché è rientrata la capitana Morsiani al posto della numero 14 Canzi, e l'Umana Reie si sta accontentando troppo dei tiri da 3 punti, Andrea. Sì, ma perché chiude bene l'area Faenza, più bello, anche brava però Thornton a recuperare, chiude bene l'area Venezia, che vorrebbe giocare pallone profondo ma non ci riesce, e a quel punto deve tirare da fuori, però con pochi cambi di campo, poca velocità nell'esecuzione, per cui la difesa di Faenza riesce sempre ad essere presente. Fuori Bianchi, dentro Carangelo, in campo di nuovo Policari, e dunque si è ricostituito il quintetto iniziale per Faenza, che è a -4 e si gioca da 16 minuti. La tripla, anzi è da 2 punti, ma un gran canestro da parte della capitana Morsiani per fare addirittura il -2. 27-25 prova a scuotersi il pubblico del Taliercio per trascinare l'Umana Reie. E Thornton segna un bel canestro, ha una muscolatura decisamente notevole, la fa valere in questa accelerazione per il 29-25. Attacco di Cupido per Faenza, poi ancora Morsiani che non trova spazi, ritorna dalla propria playmaker che va via ad Attura, si arresta, scarica nuovamente per Morsiani, giro di valzer, buona difesa qui dell'Umana Reie. Cupido, la tripla frontale, è una mattonata, ma c'è rimbalzo offensivo, attenzione però, giustamente il pallone non ha toccato il ferro, e dunque in frazione di 24 secondi di Faenza. Ecco, qui si sta testimoniando come l'Umana Reie, se alza a livello difensivo, chiaramente è in grado di incanalare la partita. Sì, abbiamo visto appunto che questo Faenza ha un tiro molto difficile, però questa difesa, questa pressione difensiva deve essere molto più costante per ottenere i risultati che vuole Mazzone.
dopo una considerazione sulle maglie. Intanto c'è l'errore ancora da 3 punti per l'Umana Reyer, l'ultimo tocco di una giocatrice di Faenza, ma è rimasta a terra a Stundur. Stavo guardando qui vicino a me Policari che ha scritto Faustini sulla maglia, non riesco a capire il perché a referto è giustamente indicata come Elisa Policari. Noi continuiamo a chiamare così, anche se, ripeto, sulla maglia c'è scritto un nome diverso. Gli applausi per Astundur che si è rialzata nel contatto, e onestamente qualche dubbio sulla assegnazione della rimessa ce l'avrei, perché secondo me c'era un fallo su Astundur, però il pallone l'ha toccato a lei stessa. Comunque alla fine il risultato è lo stesso, perché in attacco comunque l'Umana Reyer con Kyla Thornton, il tiro sbagliato, il rimbalzo proprio di Policari che ha aperto per Davis, ancora Davis che approva lo scarico, il fallo di Astundur con Kunai che non riesce a completare il potenziale gioco da 3 punti, ma porta a casa il primo fallo della spagnola di passaporto, perché chiaramente è nativa del Senegal, come si può vedere anche dal colore della sua pelle. Primo fallo di Undur e 2 tiri liberi per Kunai. È in partita Faenza e abbiamo visto appunto che ha schierato il quintetto iniziale, non a caso, perché probabilmente c'è la consapevolezza che è un momento molto importante e quindi Faenza ci prova. E intanto si riporta ad un solo possesso con il primo tiro libero a segno. Adesso intanto comunque ci sono anche le statistiche, Andrea, posso dirtelo online, e dunque questo ci aiuterà anche nella gestione dei momenti di pausa che non ci sono al momento, perché sono 2 tiri liberi a segno per Kunai e si riprende a giocare sul +2 soltanto per l'Umana Reyer. Difesa a zona per Faenza, palla in angolo, Thornton, Carangelo che accelera, penetra, scarica la tripla di Beatrice Attura che non va, arriva Kyla Thornton, recupera il pallone, porta a casa il fallo, tantissima energia da parte di Thornton che si è arrabbiata, è andata in panchina subito con 2 falli, è rientrata in campo con un piglio decisamente diverso. L'abbiamo vista qua proprio da qui sotto, era dietro la propria compagna, ma ha avuto una grandissima aggressività, è riuscita a recuperare il rimbalzo e poi a trovare il fallo. L'energia in questo gioco ha un suo valore molto importante, i centimetri, il peso contano, ma l'atteggiamento con cui vai a canestro è tutta un'altra cosa. +3 col quinto punto di Kyla Thornton, diventa +4 sul 2-2 dalla lunetta, 31-27 il punteggio, a pressione a tutto campo ancora una volta dell'Umana Reyer con Policari che prova ad attaccare contro Kyla Thornton, il sottomano non va, rimbalzo ancora della numero 6 che lancia il contropiede, la difesa però è già schierata e dunque torna ad affrontare questa zona faentina. L'Umana Reyer con Bestagno, marcata da Morsiani, riesce a farsi largo, poi scarica Attura per Ndur, ecco ancora la tripla di una lunga, rimbalzo offensivo ancora una volta di Kyla Thornton e si riparte da Beatrice Attura, poi Deborah Carangelo, 2 minuti al termine del primo tempo, +4 palle in mano per l'Umana Reyer. Carangelo va al tiro da 3 punti, un'invenzione di Deborah Carangelo e dunque l'Umana Reyer torna ad avere il margine con cui si era cominciato questo quarto. Ancora Thornton in difesa, è dappertutto. Ma quante Thornton ci sono in campo? Davvero un'indemoniata, perché l'abbiamo vista in attacco, in difesa, veramente fare tutto. E qui riesce a sporcare la linea di un possibile assist per un facile canestro a Faenza che rimette dal fondo del campo Morsiani, la difesa anche di Bestagno, poi il recupero difensivo dell'Umana Reyer con Carangelo, adesso Attura, ancora Deborah Carangelo, palla sull'arco per Kyla Thornton, adesso ha completato veramente lo stock di cose belle, rimbalzi d'attacco, difesa e tripla per il 37-27. Cavalcata l'americana che è on fire, sicuramente abbiamo visto veramente in pochi minuti una spallata di quelle importanti da parte dell'Umana, fatta appunto di grande difesa, poi di movimento di palla molto veloce, di ribaltamento di campo, e alla fine è così che si deve giocare. Si era un po' addormentata, diciamo, l'Umana, che fino a un attimo fa aveva segnato 5 punti in quasi 10 minuti di gioco e ne ha segnati un bel po', solo ne ha segnati 8 nell'ultimo minuto e mezzo, un minuto e 20. Esatto.
per cui veramente importante comunque appunto soprattutto l'apporto di energia di Thornton che ha trascinato anche le compagne in questo senso, e Faenza sta facendo quello che può, anzi sta facendo anche molto, però poi se la Umana si mette a giocare come sa è difficile stargli dietro. Ti correggo leggermente e il dato diventa ancora più clamoroso, perché l'Umana Reyer nei primi 6 minuti di gioco ha segnato 6 minuti e 8 secondi, volendo aggiungere gli 8 secondi, ha segnato appena 3 punti, la tripla di Smorto. Poi dal canestro di Thornton del 29-25 si è arrivati adesso al 37-27, quindi 10 punti praticamente, scusate, 10 punti messi a segno in quel minuto, in quei 2 minuti e 20 in cui è arrivato il break dell'allungo, proprio a più 10 per l'Umana Reyer, che ora è in difesa dopo il time out chiesto dalla panchina di Simona Ballardini. Vediamo come ne esce Faenza che attacca con Morsiani, Cupido, ancora il tentativo di scarico, sporca tutti i passaggi, anzi arriva al recupero alla fine, poi bravissima a riciclare il pallone la U-Work con la tripla di Cupido, che dopo recupero prova anche il tiro dall'arco, ancora reattiva a rimbalzo la formazione faentina. Thornton è tornata in panchina, tra parentesi, in occasione di questo time out. È tornata in campo e si è effettuata adesso la rimessa Sara Madera per l'Umana Reyer, che rimane in vantaggio di 10 punti dopo l'attacco, con più opportunità per la formazione di Faenza. L'assist di Indur per Madera che sbaglia, poi tocca ancora Madera a rimbalzo, il pallone è recuperato da Kunai, ultimo minuto di gioco, poi ovviamente dopo la conclusione dei primi 20 minuti andremo in pausa e ci risentiremo per il secondo tempo. Sbaglia la tripla Policari, accelera l'Umana Reyer con Madera, tiro aperto, errore e palla però recuperata dalla numero 14. Ultimi 30 secondi di gioco, una conclusione un po' fuori dalle righe, aveva sì spazio ma poteva anche andare ad attaccare il ferro Madera, è arrivato comunque il rimbalzo offensivo, è arrivato l'extra possesso, è arrivato un altro errore però da fuori e c'è un fallo speso, perché i falli sono appena 2 per parte e credo che dunque in questo finale arriveranno diversi falli. Primo fallo di Carangelo, pronto a entrare Bianchi. Sì, giustamente qui ha interrotto l'inerzia perché Faenza stava correndo verso canestro, quindi ha fermato il gioco. Adesso ci sono 19 secondi e 90, per cui potrà arrivare fino alla fine Faenza, ma ovviamente era importante fermarla e cercare appunto di chiudere se possibile questa prima partita di gara con la doppia cifra di vantaggio da parte dell'Umana. Fuori Indur, dentro Bianchi, decisamente più basso adesso il quintetto, che va a essere estremamente aggressivo. Credo che il fallo sia della capitana, sì. No, il fallo di Attura, e dunque comunque è il primo fallo, ma è il fallo del bonus adesso, quindi a 11 secondi la formazione faentina per prendersi l'ultimo tiro di questo primo tempo per cercare di tornare sotto la doppia cifra di ritardo. Ancora una buona circolazione, Davis dall'angolo, la tripla non va, la lotta a rimbalzo Kunai sulla sirena, non va nemmeno questo, e allora dopo i primi 20 minuti di gioco al Palasport Taliercio il punteggio dice Umana Reyer Venezia 37, U-Work Faenza 27. Noi ci sentiremo per i secondi 20 minuti di questa seconda partita della giornata di A1 Tech Find femminile tra Umana Reyer Venezia e U-Work Faenza.
Amici, l'associazione sportiva dilettantistica Palestra nasce nel 2003 a Carpenedo, in Viale Don Sturzo, con l'obiettivo di offrire corsi di danza sportiva hip hop per bambini e ragazzi. Nella sede di Favaro propone corsi di Zumba, Kids e Breakdance, a Quarto d'Altino ginnastica ritmica di base. Per gli adulti vengono proposti corsi di Zumba, ginnastica posturale e yoga, tonificazione e stretching, aerobica, step e pilates. Oggi si esibiranno per voi Dark Red, Deep Red, per Ladies, Color Crash Crew, per un totale di 37 ballerini su un mix di canzoni hip hop, Bad, Get Ugly, Grand Light, Attention. Gli stili saranno New School con contaminazione walking, girling, house, dancehall, nelle coreografie di Alessio Marini, Anna Bertolin e Giada Patron. Si esibiranno allievi più esperti cresciuti con Palestra e allievi alla prima esibizione. Tra loro anche gli istruttori Anna e Alessio. Signori, ecco a voi Extra Colors by Palestra, incoraggiamoli con un forte applauso! In winter. attention? Do I have your 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 attention? Is you taking notes? 3, 2, 1. We about to go off, off, off. When the speakers go blow, blow, blow. Everybody turn up, up, up. It's about to go down, down, down. Make the whole room spin, spin, spin. Turn the bass up loud, loud, loud. We about to go in, in. We can't stop now, now, now. Fucking go down.
attention. Playing that basketball, we playing that a lot. I'm in the G to the chicken, richer than I'm flipping the trap it off. I got the G to the dollar, on the hands and back, come on. Woman on gas, a lot. Ready to whack, come on. Whack, come on. Whack, come on. Clap, 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 come on. This what I do to the head of the chopper, hit him, tell him back, come on. She like Applejack, I like applesauce. Dance to dance to go. Why you trying to flex in your fashion on? Chain around my neck and that song. Smoking on that gas, I ain't passing off. Alcohol, fashion low, stash it on, dash it on, flash it on, don't pass it on. I'm in the team to get the trap hard. Signore, grande applauso a Palestra! Extra Color by Palestra! Un grande applauso al pubblico di Tagliaccio! Bene, ora linea alla regia. Ditta Benevento, da 138 anni veste e arreda Venezia. Abbigliamento, tessuti, tendaggi. Ditta Benevento, dal 1883 a Venezia. Eleganza senza tempo. Leonardo Immobiliare Venezia, da più di 25 anni sul mercato a Venezia, Lido e Terraferma. Amici sportivi, ben ritrovati dal Palasport Tagliaccio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo per il secondo tempo del match tra Umana Reyer Venezia e Iwork Faenza per la giornata di basket di Serie 1 femminile che si gioca appunto questo sabato 5 febbraio, più 10 per l'Oro Granata dopo i primi 20 minuti, 37-27 che è il massimo margine, arrivato però dopo un quarto di tutt'altro che elevato livello spettacolare. Andrea, io dopo ti faccio leggere le statistiche totali, ma mi sono soffermato su quelle del quarto che si è concluso 13-10, 4 su 17 per entrambe dal campo, e l'Umana Reyer che ha tirato addirittura 3 su 12 da 2 e 1 su 5 da 3. È chiaro che alla fine è riuscita ad allungare, ma è altrettanto chiaro che sta emergendo dal campo come ci sia poca attitudine, poca abitudine in questo periodo all'Umana Reyer ad avere il ritmo partita, e questo è un dato oggettivo legato appunto ai tanti rinvii per il tema del Covid. Sì, questo sicuramente è un dato importante, manca anche un punto di riferimento che comunque è fondamentale, che Henderson, abbiamo visto Per tacere di Francesca Pan. per tacere di Francesca Pan, che ha giocato 2 partite e tra l'altro ha fatto vedere comunque di essere sempre la MVP dello scorso campionato, ma purtroppo questo problema al ginocchio non la lascia in pace. Ma sì, veramente un secondo quarto 13-10 che la dice tutta sulla qualità del quarto, appunto. Se è vero che il tiro da 3 dell'Umana non è andato bene, il tiro da 3 di Faenza è andato peggio, perché ha 1 su 11 nei 20 minuti e 0 su 6 in quest'ultimo quarto, per cui questo anche spiega poi soprattutto il 23-16 dei rimbalzi, permette all'Umana di capitalizzare. L'Umana che ha tirato anche però più tiri liberi, 12 contro i 4 soli di Faenza. Insomma, sì, tutte statistiche che permettono all'Umana di avere un vantaggio che comunque Faenza ha dimostrato di poter contenere, per cui bisogna continuare a giocare, bisogna trovare appunto questo ritmo a partita, avere quell'energia soprattutto che dia slancio a quello che saranno poi tutte le gare che dovremo affrontare una di seguito all'altra, per cui bisogna veramente essere molto carichi. Guardando la valutazione, la migliore è Deborah Carangelo con 12 da una parte e Pallas Kunai con 10 dall'altra, però direi che la miglior
Giocatrice del match, non è perché ha segnato più punti di tutte, anche se questo è oggettivo, perché ne ha segnati 9 rispetto agli 8 di Deborah Carangelo da un lato e ai 6 di Lucia Morsiani dall'altro, è stata Kyla Thornton che ha dato il là al break che ha portato al più 10 in Manarei dopo aver segnato 3 punti in soli 6 minuti di secondo quarto. Sì, soprattutto anche perché è stata brava a rimettersi nella partita, perché era iniziata male, lo scontro con la Davis le aveva costretta a fare falli, comunque non aveva iniziato benissimo, ma proprio il passaggio in panchina le ha permesso, soprattutto mentalmente, di rientrare in gara con un tutt'altro atteggiamento. L'abbiamo sottolineato più volte, grande energia, grande voglia, grande reattività, e questo è un fattore importante. Si sta solo aspettando che finisca il tempo per la ripresa del gioco al Taliercio. Si parte dal più 10. Carangelo, Thornton, Penna, Ndur e Bestagno. Conferma dunque il quintetto a coach Andrea Mazzon. Dall'altra parte Cupido, Policari, poi vediamo ancora le due straniere Kunai e Davis, e poi a completamento del quintetto, sto guardando, Morsiani. È dunque confermato il quintetto anche per la squadra allenata da Simona Ballardini. Il primo possesso del secondo tempo sarà per Lumana Reyer con Penna che serve per Deborah Carangelo. Supera la metà campo Carangelo, marcata da Cupido, il pallone da Thornton dentro per Ndur, buona difesa di Faenza che va vicina al recupero, anche se alla fine arriva la palla contesa e la freccia però premia proprio la formazione ospite. Sì, qui si è cercato ancora una volta di seguire il pallone sotto, il pallone profondo, però ha fatto buona guardia a Faenza che ha chiuso su Ndur, che ha lottato, bisogna dirlo, fino alla fine. Però non è riuscita a riconquistare il pallone. E dunque palla che è stata riconquistata sia pure con la freccia del possesso alternato dalla E-Work che attacca con Cupido. Bella penetrazione, bel appoggio, bel canestro. Si comincia con una bella giocata il secondo tempo, il canestro che riporta sotto la doppia cifra il ritardo della E-Work Faenza, 37-29 sul tabellone del Taliercio. Carangelo, il passaggio un po' azzardato per Penna che riesce con le lunghe leve a recuperare, poi dentro per un'altra giocatrice che ha grandi braccia, però dopo non riesce a scaricare, ma ancora Thornton che poi scivola sul parquet, arriva al recupero della palla persa. È stata dura a provare lo scarico sul lato debole, non ha impresso però sufficiente forza al pallone, che è stato intercettato ancora una volta dalla difesa di Faenza, che comincia il secondo tempo meglio dell'Umana Reyer, non solo perché ha segnato un canestro, ma perché ha ancora un'opportunità in attacco, e ciò nonostante Davis si afferma a quota 4 canestri trovati tutti nell'inizio della partita. Ndur si rifà, recupera il pallone strappandolo dalle mani di Kunai, e Carangelo a spingere il contrattacco oro granata, il pallone dentro per Bestagno che va su, fallo e viaggio in lunetta, primo fallo di Morsiani. Deve avere calma l'Umana Reyer in questa serata, perché Faenza sta dimostrando di essere una squadra che vale sicuramente più di quanto dice la classifica. Questo sono d'accordissimo con te, Alberto. Sta giocando un'ottima partita. Qui abbiamo visto come Bestagno sia riuscito a muoversi molto velocemente. Questo era importante, perché appunto in questo modo è riuscito a trovare lo spazio per girarsi e trovare il fallo in questo caso, anche se purtroppo ha sbagliato il primo libero, anzi fa 0 su 2. Dopo un primo tempo risottolineato tu da 12 su 12 dalla lunetta, arrivano due errori nello stesso viaggio in lunetta, e dunque si resta fermi a quota 37 per l'Umana Reyer, che sta difendendo forte, e il fallo anche di Martina Bestagno adesso. Comunque è solo il primo per la capitana dell'Umana Reyer, che però concede il nuovo possesso in attacco alla squadra ospite. Ancora deve sbloccarsi la squadra allenata da coach Andrea Mazzon, sta alzando l'intensità difensiva, ma bisogna anche trovare decisamente più precisione nella costruzione dei giochi d'attacco. Davis batte Bestagno, lo scarico per Policari che va su, bell'assist. Kunai contro Ndur, attenzione perché c'è il fischio arbitrale che annulla l'infrazione di 24 secondi, perché il fallo di Ndur manda in lunetta Kunai. Sì, lamenta Ndur, che però onestamente lo si rivede adesso, e queste lunghe braccia non erano verticali, e quindi
buon fallo trovato da Kunai che invece non sbaglia dalla lunetta, e di nuovo Faenza è in partita. L'abbiamo detto, non bisogna sottovalutarla e pensare che la partita sia finita, anzi bisogna tornare in campo con un'altra intensità. 2 possessi pieni di ritardo per la U-Work Faenza, Manarea che deve sbloccarsi in attacco, prova a leggere ancora questa difesa ottima approntata da Ballardini. Ndur, la sospensione, palla che entra ed esce, la lotta a rimbalzo premia Faenza, che poi getta però il pallone alle ortiche sull'asse Policari-Cupido, rimessa in fase d'attacco con 20 secondi. Secondo me sarebbe corretto portarli a 14, così è infatti. Viene aggiornato il cronometro dell'azione. Sono però trascorsi quasi 2 minuti dall'inizio del secondo tempo e l'Umana è ferma a quota 37. Tante amnesie, periodi di amnesia offensiva per la squadra di Andrea Mazzon questa sera. Bel passaggio di Bestagno con Carangelo che però non si prende sotto mano, cerca un altro passaggio e poi va a spendere il fallo su Davis. Brutta lettura qui da parte di Deborah Carangelo. Sì, anche perché aveva un bel vantaggio, è riuscito a conquistarsi il vantaggio e questo passaggio invece intercettato ha proprio sprecato. Sì, diciamo che il livello ancora anche in questo terzo quarto non si è alzato moltissimo. Resta deficitario, per usare un eufemismo. Buon per Faenza che ha ancora un possesso per provare a riavvicinarsi. Policari, il pallone per Kunai, fuori per Cupido, il blocco di Kunai, si ferma Cupido, lo scarico su Morsiani, la difesa dell'Umana Reyer morde, Morsiani sbaglia, il rimbalzo è di Bestagno che si arresta, poi scarica per Elisa Penna, non guarda Thornton, bell'assist di Penna e canestro di Undur, grande giocata qui dell'Umana Reyer. Vediamo anche la panchina che cerca di incitare l'Umana, deve giocare con questo tipo di atteggiamento. È tornata a muovere il punteggio l'Umana Reyer che ha sempre 8 di vantaggio, gran difesa qui di Carangio che non spende fallo su Davis, il pallone è recuperato proprio dalla numero 5 dell'Umana Reyer che penetra, scarica, Thornton guarda un attimo il canestro, poi decide di partire da Penna, ora Carangelo in angolo per Kyla Thornton che la tripla questa volta se la prende e la mette, nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer, 5 punti in praticamente 30 secondi e vantaggio che si allunga perché, lo dicevamo, l'Umana Reyer era bloccata in attacco, però Faenza sta facendo tanta fatica per la difesa dell'Umana Reyer che ancora una volta è aggressiva contro le giocatrici in maglia nera. Kunai, lo scarico per Yorri Davis che prova ad attaccare Thornton, alza la parabola, l'errore, la lotta a rimbalzo, Penna che la spunta, mette poi il pallone per terra, scarica per Bestagno, buona circolazione, canestro di Undur e time out subito per Simona Ballardini perché adesso la partita rischia di sfuggire dalle mani di Faenza. In un minuto il 7-0 dell'Umana Reyer che ora ha il massimo vantaggio più 13. Sì, va proprio a strappi l'Umana in questa partita, basta poco, è vero, perché appunto prima 8 punti in un minuto e mezzo, adesso 7 punti in un minuto, però sì, non è il massimo in prospettiva perché significa che ancora comunque non c'è questo ritmo in partita. Poi se come in questo caso riesci a muovere velocemente la palla, ha fatto un coast to coast a Stundur e tutto è andato perfetto. A difesa schierata molti più problemi per la formazione di Mazzoni. E Faenza che deve interrompere il gioco dopo essersi riavvicinata, partiva da meno 10, adesso a meno 13, il tempo per rientrare c'è assolutamente, anche se è chiaro che se l'Umana Reyer comincia a giocare da Umana Reyer ce n'è poca per Faenza, al di là appunto di quello che possono essere le volontà, c'è un dislivello in questo, sì, è ben rappresentato dall'attuale classifica della Serie 1 Tech Find tra le due formazioni, però diciamo che volendo, siccome l'Umana Reyer, come hai detto tu giustamente Andrea, sta funzionando a intermittenza, Faenza può provare ad approfittarne ed è per questo perché la panchina di Simona Ballardini è andata a chiamare il time out, poi ripresentando la formazione in campo con un cambio playmaker perché e c'è anche Canzi con la numero 14 in campo, c'è anche Cappellotto, dunque cambia praticamente l'asse play pivot Simona Ballardini per provare a riprendere la partita. Sì, bisogna un po' comunque inventarsi qualcosa perché se appunto, come dicevamo, l'Umana riesce poi a esprimersi come sa, tra l'altro di nuovo la zona e
e grandi difficoltà a far girare la palla. Prova la tripla, la sbaglia Faenza, il rimbalzo è dell'Umana Reyer che guida la transizione, tanta zona, intanto questo è un passaggio, mamma mia cosa è riuscita a fare, Kayla Thornton a recuperare il pallone e poi Endur che sbaglia, alla fine segna, dicevo tanta zona in questa partita, intanto il parziale arriva a 9-0 ancora una volta per l'Umana Reyer che ora è a più 15, il time out non ha interrotto il break delle Oro Granata e ancora zona mi sembra di vedere per l'Umana Reyer, sì è zona sempre a fronte dispari, la tripla dall'angolo, sbaglia Canzi, tocca Carangelo, palla fuori dal campo, ancora un paio di cambi alle viste per la formazione ospite, 5:40 da giocare, fuori Policari e Davis, dentro Manzotti e con la maglia numero 4 Schwenbacher. Dunque 2 cambi per Faenza che rimane in attacco con Cappellotto, la rimessa dal fondo del campo, pallone che raggiunge le mani di Kunai, ancora sul perimetro, chiude gli spazi, ancora la difesa dell'Umana Reyer e va al recupero con Elisa Penna che si tuffa sul parquet e dunque ancora un recupero della difesa, non riesce più a trovare la via del canestro la Iwork Faenza, l'Umana Reyer deve provare a chiudere la partita anche per risparmiare energia in vista dei tanti impegni che ci saranno, bisogna veramente giocare qui col bilancino, energia da gestire, intanto secondo fallo di Manzotti per Faenza, dicevo sia gestire sia recuperare quel ritmo partita che gioco forza ancora manca. Sì, però bisogna anche comunque sapere che contro avversari di un alto spessore giocare così non basta, quindi qui si incarta Thornton. Incarta Thornton, buona difesa comunque della numero 12 Manzotti dopo il suo secondo fallo. Cappellotto sfrutta ottimamente il blocco di Kunai e appoggia al tabellone proprio al giro di boa del quarto il canestro che torna a muovere il punteggio di Faenza. Si è fermata di nuovo l'Umana Reyer, 46-33, un minuto abbondante senza segnare per le ragazze di coach Mazzone che adesso attaccano con Carangelo, tripla aperta per Penna e la sbaglia, non è la sua annata, è chiaro, è stata una delle giocatrici determinanti per la conquista dello scudetto, quest'anno sta facendo decisamente più fatica, ma è una giocatrice che siamo sicuri appena ritroverà la confidenza con il canestro tornerà a essere uno dei punti di forza sia dell'Umana Reyer che della nazionale italiana. Intanto c'è un recupero nel possesso dell'Umana Reyer con Kayla Thornton per Elisa Penna, aggressiva Schwenbacher, il pallone per Thornton che accelera, scarica e commette sfondamento, gran lettura difensiva ancora da parte di Kunai che sta facendo tantissimo, oltre a prendere tanti rimbalzi, sta facendo anche tante cose abbastanza che non entrano nei tabellini ma sono importantissime. Sì, tra l'altro schierata moltissimo in campo, già più di 20 minuti, è la giocatrice di riferimento per le Ballardini, questo è sicuro. E bonus peso per l'Umana Reyer, siamo nella seconda metà del terzo quarto, 13 punti, massimo vantaggio è stato di 15 per le ragazze allenate da Andrea Mazzon che continuano a difendere forte contro Faenza, gran recupero di Bestagno, poi Cappellotto non spende il fallo su Carangelo che rallenta perché c'è il buon aiuto difensivo di Schwenbacher, il pallone dentro e fuori, un po' di spinte ma questo ripetiamo è il metro arbitrale, poi Penna che prova nuovamente da 3 punti e ancora con sfortuna con il fischio, vediamo se contro la difesa sì, il fallo è di Kunai ed è il primo personale, il terzo di squadra per Faenza che regala questo extra possesso all'Umana Reyer. Spintina su un Dur a rimbalzo, classica. Classica. E rimessa dal fondo onestissimo al fallo di Kunai, ancora Penna che fa bene a continuare a provarci. Thornton recupera il rimbalzo offensivo, extra possesso ancora dunque con Carangelo che prova a sfuggire a Cappellotto, scarica per Ndur, ancora Thornton da 3 punti, ancora a segno e l'MVP della partita si conferma Kayla Thornton, già 15 punti per lei e nuovo massimo margine per l'Umana Reyer, più 16. E ancora in difesa vicina al recupero, questa volta però mani addosso non solo sul pallone e bonus speso, dunque 2 tiri liberi in arrivo, secondo fallo di Martina Bestagno. È molto aggressiva qua l'Umana, vedete il raddoppio, il fallo c'è, però appunto
è difficile per Faenza riuscire a ragionare quando hai una difesa così asfissiante, appunto o commette fallo o comunque rischi di perdere palla. Schwenbacher segna il primo, 34 Faenza, 49 Umana Reyer, 35 adesso per le romagnole, 49 a 35, 14 da recuperare per la formazione di Simona Ballardini, mentre ci avviamo verso la fine del quarto, meno di 3 minuti e mezzo ancora da giocare. Ndur, difesa aggressiva da parte di Kunai, ancora una volta Bestagno, Carangelo, la linea di fondo e un contatto falloso, arriva il bonus anche Faenza, 3 minuti e 09 da giocare nel quarto. Brava Deborah Carangelo a uscire da una situazione non facile. Sì, qui ho giocato veramente di mestiere nel riuscire a superare la propria avversaria, qui gli sono franate addosso. Il fallo è stato attribuito a Kunai ed è il secondo personale per il centro faentino, con l'Umana Reyer che rimane in attacco. La rimessa dal fondo per le mani di Deborah Carangelo, che va da 3 punti e mette la tripla. Gran serata qui per Deborah Carangelo, che riscrive il massimo vantaggio sul 52 a 35, 11 punti e doppia cifra dunque per Carangelo. Canzi con l'attacco e la tripla aperta anche per Faenza, ma la sbaglia Manzotti. Il rimbalzo di Elisa Penna, poi Deborah Carangelo a portare avanti il pallone oltre la metà campo, passaggio per Bestagno, poi Thornton, nuovamente Carangelo, ancora Thornton, mismatch favorevole per lei, ad una mano sul lato debole per Astundur, la tripla anche di Astundur. Adesso sta facendo decisamente netto il margine tra le due squadre, perché l'Umana Reyer era più 20 e pensando che Faenza ne ha segnati 35, qui viene persa Kunai e arriva il canestro. Dicevo, pensando che Faenza ne ha segnati così pochi, 20 punti sono veramente un'ipoteca sulla partita. Sì, e quando poi cominci a sparare da 3, qui bello il passaggio sotto Ondur. Quando cominci a bombardare da 3 triple consecutive è facile poi prendere un buon margine. 5, 7, 3, 7, fischio. È persa anche per la Faenza in attacco. Attenzione, ma forse c'è un fallo, c'è un fallo infatti. Sta guardando coach Mazzon mentre rientra in campo Davis. La rimessa è per l'Umana, scusate, per Faenza, l'ultimo tocco, quindi non c'è stato nessun fallo. Ancora un confronto tra la panchina Oro-Granata e la terna arbitrale. 1,56 da giocare, cappellotto dal fondo del campo. Iori Davis è tornata in campo e si fa largo con la sospensione dalla media, ma si è raffreddata decisamente la mano della numero 32 di Faenza. Umana Reyer che è a più 20, palla in mano, Endur ancora una volta a incrementare il parziale. Adesso si sta facendo veramente pesante per Faenza, 59-37 per l'Umana Reyer. Se pensiamo che si era sul 37-31 6 minuti fa, obiettivamente, intanto il tocco è l'ultimo da parte di Thornton, indubbiamente l'Umana Reyer ha ripreso a giocare da Umana Reyer. Adesso rientra in campo Sara Madera, prende il posto di Martina Bestagno. È logico che questi sono i valori in campo. Sì, Andrea. È vero, e anche poi ovviamente trovando buoni canestri dalla lunga ha costretto Faenza a uscire sugli esterni, e quindi avete visto in sequenza 3-4 canestri. Ed ecco anche il recupero di Thornton sulla rimessa in cappellotto, poi Carangelo che decide di rallentare. Scusa, sto interrotto Andrea, ma è stata un'esecuzione piuttosto veloce di questo recupero difensivo dell'Umana Reyer, che ha dunque indirizzato la partita. Quello che avevamo detto avrebbe dovuto cercare al più presto la squadra di coach Andrea Mazzon. Qui c'è una gran giocata a Carangelo, Ondur e il time out di Faenza, 1-0-5 da giocare, ultimi 3 canestri di fila per Ndur, 6-1-37. Ovviamente Simona Ballardini vuole parlare alle proprie giocatrici per evitare la debacle, che sarebbe anche oggettivamente ingiusta per quello che ha fatto vedere la formazione faentina, ma è chiaro che l'Umana Reyer ha pigiato sull'acceleratore, come si dice in questi frangenti. Do un'occhiata intanto Andrea, poi ti do per un breve commento anche agli altri campi, perché stavo dando un'occhiata in precedenza. Schio Ragusa sono all'intervallo lungo e il punteggio è 39-22.
le altre partite, Campobasso Broni, Empoli Lucca e San Martino di Lupari Sesto San Giovanni, sono in programma alle 8:30, dunque circa tra una decina di minuti, ma è significativo come Schio allunghi su Ragusa e dà dunque all'Umana Reyer la possibilità di allungare a sua volta sulle dirette contendenti, perché Schio fino a questo momento sta dominando il campionato, ripeto, al di là di tutto quello che possono essere le considerazioni sui recuperi. Poi però c'è un bellissimo equilibrio, bellissimo, perché per la Serie 1 Tech Find è importante che le partite e le contendenti possano aumentare anno dopo anno. Sì, sappiamo che appunto poi spesso, molto spesso in questi anni, quando si arriva al momento clou, sono poche le squadre che possono giocarsi lo scudetto, però appunto anche un po' con questi problemi di calendario c'è molto equilibrio. Qui abbiamo visto appunto si sono un po' allargate le maglie e Enduro è andata a nozze, è arrivata sotto canestro come se non ci fosse nessun tipo di difesa a contenerla. In campo Atura e Petronite per l'Umana Reyer, che si schiera a zona. Torna dunque con il doppio playmaker la formazione di coach Andrea Mazzon. È uscita anche Kyla Thornton, l'errore da parte di Kunai, non è uscita Carangelo ma Thornton, dunque fuori una coppia straniera, Thornton Enduro, e dentro Atura e Petronite terza straniera oggi per l'assenza di Anderson, impegnata in nazionale serba. Il possesso di Madera, lo scarico per Penna, ancora Sara Madera, ultimi 4 secondi dell'azione, va su Madera e riesce con un po' di fortuna ma a segnare nonostante il contatto. Ultimo possesso del quarto, con una discrepanza lieve tra il cronometro dell'azione e quello della partita, sarà per Faenza, ma intanto è 6-3, 3-7 il margine per l'Umana Reyer, che va vicina al recupero. Palla nelle mani di Kunai, marcata da Carangelo, poi Cupido, c'è l'aiuto di Madera e lo scarico in angolo per la tripla aperta sbagliata da Faenza. La lotta a rimbalzo, Kunai sbaglia ancora, recupera ancora il pallone e il tiro arriva oltre la sirena, e dunque il punteggio dopo i primi 30 minuti al Taliercio dice Umana Reyer 63-6-3, E-Work Faenza 37-3-7. Allora, diciamo che c'è stata una partita fino al 22esimo minuto, poi è cambiato tutto in campo e adesso
dal 37-31 al 63-37 è evidente come Faenza abbia segnato soltanto 6 punti in 8 minuti, l'Umana Reyer qualcuno in più, diciamo così, Andrea. Sì, il parziale, i 10 minuti dicono 26-10, però appunto è nell'ultima parte che Venezia ha veramente spinto, trovando ottimi tiri dalla lunga e poi le penetrazioni Endur, e ha veramente scavato il solco, tra l'altro con tante giocatrici in doppia cifra, ovviamente Thornton, Endur, Carangelo, quindi diciamo situazione che si è completamente cambiata rispetto a prima. Endur ha 17 punti, Thornton ne ha 15, Carangelo ne ha 11, dall'altra parte non c'è una giocatrice in doppia cifra e questo la dice tutta. C'è Kunai che comunque è sicuramente la migliore dei suoi, perché 8 punti per lei, miglior marcatrice della sua squadra, e anche 10 rimbalzi, per cui vicina alla doppia, mentre come rimbalzi c'è Endur per Venezia, ne ha 5, ma ne ha 5 anche Torto, 4 Pestagno, e quindi sicuramente adesso sono arrivate anche le statistiche, Sì, esatto. e vediamo anche un po' di 85-31 valutazione, sai quanto mi piace questo dato, Andrea, però diciamo che in questo caso spiega ottimamente. E un altro fattore significativo, se Kunai è quella che ha la valutazione maggiore per Faenza, ha però un plus minus di meno 25, Davis addirittura un plus minus di meno 21 con 3 di valutazione e 4 punti a referto. Aveva dimostrato di poter far male alle avversarie Davis in avvio, ma poi l'Umana Reyer ha messo la museruola alla guardia statunitense di Simona Ballardini, e lì si è un po' spenta la luce dal punto di vista realizzativo, perché comunque ha approfittato a lungo delle difficoltà d'attacco dell'Umana Reyer Faenza, e l'ha fatto giocando anche una buona difesa. Sì, adesso Venezia può giocare un po', qui peccato perché era buona la palla di Petronita per Madeira, può giocare un po' sul velluto adesso Venezia, e probabilmente adesso è presto, ma insomma appunto ci sono tante partite da giocare, per cui bisogna stare anche attenti a far ruotare le giocatrici e a far respirare tutti. E a dar confidenza comunque alle ragazze in maglia orogranata, che torneranno presto in campo per il recupero di Empoli, ma il calendario è veramente intasato. La rimessa dal fondo è per Faenza, Proteggio che ancora non si è mosso in questi primi 30 secondi con Cupido, maglia numero 9, il pallone per Canzi, ancora Cupido, l'uscita di Davis, ma il pallone non arriva nelle mani del 32 perché c'è il fallo da parte di Deborah Carangelo che spinge l'avversaria. È il terzo fallo per lei, e c'è un cambio in vista per l'Umana Reyer, entra in campo Smorto, prende proprio il posto di Carangelo, che comunque ha fatto un'ottima partita come testimoniano le cifre. 11 punti, 18 di valutazione, ben 6 assist per la numero 5 dell'Umana Reyer nel corso dei primi 3 quarti, e c'è il recupero adesso difensivo di Petronite che apre per Giovanna Smorto, ancora Gigi Petronite, Attura, palla dentro per Madeira che va a subire un altro fallo. In questo momento, ripetiamo, l'Umana Reyer è dotata di un roster lunghissimo, ma 4 quinti sono usciti dalla panchina. Sì, lo dicevamo anche all'inizio, è chiaro appunto che adesso la partita si è messa su un binario che rende tutto molto più semplice, però sicuramente sono giocatrici che possono giocare anche in quintetto, non c'è moltissima differenza qui. Avete visto anche la furbizia. Sì, per evitare l'infrazione di 5 secondi fa carambolare il pallone addosso a Manzotti. Elisa Penna, vediamo che ora lascia l'incarico della rimessa dal fondo del campo a Giovanna Smorto. Il passaggio che arriva proprio nelle mani di Elisa Penna, poi Madeira, Attura finge lo scarico in angolo, va a servire Gigi Petronite, uso del piede perno della lituana, l'errore, il rimbalzo di Canzi che mette palla per terra e poi guida la transizione anche con una discreta qualità di palleggio. Davis batte Penna, scarica ancora per Manzotti che attacca il ferro e trova il canestro. È il primo canestro del secondo quarto, lo segna Faenza, lo segna Manzotti per il 63. Abbiamo visto inquadrati Brooks e Sanders, sono venuti a vedere
le ragazze, visto che non giocano con Napoli per via A proposito di delle Covid, possibilità. purtroppo. Esatto. Petronite per Attura, va dentro il sottomano di Beatrice Attura, bel movimento della giocatrice italiana ma cresciuta negli Stati Uniti, 6-5-3-9, riprende il massimo vantaggio di 26 punti Lumana Reyer, continua a correre il cronometro. Davis, lo scarico sul perimetro, Castello, ancora Davis e c'è lo sfondamento, la grandissima difesa ancora di Attura, un lato, l'altro per lei cambia poco, porta a casa il primo fallo del numero 16 Castello e palla persa dunque per Faenza. Sì, qui la difesa comunque non ha mai allentato da parte dell'Umana e questo ovviamente ti dà garanzie a lungo andare. Smorto il pallone per Penna, nuovamente per la numero 28 che serve l'assist di rientro a Penna, grandissima giocata quasi da campetto e time out, il terzo per Faenza perché sono trascorsi 2 minuti, sperava di limare qualcosina Simona Ballardini, ciò non è avvenuto perché con questo canestro messo a segno da Elisa Penna il nuovo margine è aggiornato e sono quasi 30 i punti di divario, esattamente 28. Sì, poi tra l'altro un canestro facile quello concesso in diciamo che ha giocato comunque una buona palla, dai. Sì, no, ben giocato, però ovviamente c'è qualcosa da rivedere, quindi sicuramente vuole anche trovare motivazioni, trovare come dire, scelte tecniche, anche qui il fallo in attacco, perché comunque non è questa la partita che Faenza deve vincere, ma ancora adesso deve crescere per appunto arrivare a quella salvezza che per quanto abbiamo visto quest'oggi potrebbe meritare, perché sicuramente non è una brutta squadra. Richiamate in campo le squadre perché il time out è abbondantemente finito, ma ancora i 2 allenatori vogliono parlare, a testimonianza di come siano comunque importanti questi 8 minuti scarsi che separano le 2 squadre dal rientro definitivo negli spogliatoi. Ovviamente a fine partita noi ci apposteremo per le interviste all'interno del parquet del Tagliercio, lascerò il microfono ad Andrea Manzo per un commento anche delle statistiche del match, poi sperando di avere a seguire gli allenatori al nostro microfono mi passerà in Andrea, altrimenti sospenderemo brevemente la nostra cronaca per attendere appunto l'arrivo dei 2 tecnici e delle 2 giocatrici che verranno a commentare il match che per la fine del quale mancano 7 minuti e 47, rimane in attacco la formazione dell'E-Work Faenza con la rimessa dal fondo affidata alle mani di Cupido. Maglia numero 9, la finta di Cupido, il pallone che arriva sul perimetro consegnato di Castello, ancora la playmaker titolare delle romagnole che cerca l'assist, Giovanna Smorto aggressiva al punto di spendere il terzo fallo personale. È bello il gesto comunque della grinta che ha messo Giovanna Smorto per cercare di rubare il pallone. Ha cercato di rubare palla alla lunga che aveva abbassato appunto il pallone, però qui scherza con gli arbitri. Sicuramente ha tanta determinazione e tanta voglia questa ragazza. Cupido, il pallone per Manzotti che accelera, cerca lo scarico, ancora un fallo della difesa dell'Umana Rei, arriva il terzo fallo di squadra, il fallo di Beatrice Attura al secondo personale, arriva però sulla penetrazione e dunque si va in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione di Manzotti. Vediamo se riesce a uscire con punti dal time out della propria panchina la E-Work Faenza. Manzotti segna il primo, dunque 40 punti toccati adesso da Faenza contro i 67 dell'Umana Reyer, secondo libero a disposizione della giocatrice in maglia numero 12 bianconera, e 2 su 2 per Manzotti per 67-41. Smorto è lei in cabina di regia, nonostante ci sia Beatrice Attura in campo, un bel segnale di fiducia questo per una giocatrice che, lo ripetiamo, fa della difesa il proprio principale fondamentale ed anche del tempismo per i rimbalzi, pur essendo una piccola fisicamente, come piccola è Attura che però non ha paura di attaccare. Attenzione Petronite, Penna, Attura deve prendersi la tripla, lo fa sulla sirena, il canestro è da 2 punti ma vale un po' di sufficienza
sufficienza nella circolazione, possiamo dire, da parte dell'Umana Reyer, ma è arrivato comunque il tiro in tempo utile, l'ha messo a segno Beatrice Attura per il più 28. L'accelerazione di Cupido, poi è Davis, il pallone che va nelle mani di Canzi, ma c'è il fallo di Sara Madera che fa segno di no con la testa, e comunque il fallo del bonus per l'Umana Reyer. Diciamo che siamo già in garbage time, Andrea, però vediamo tanta intensità da parte dei ragazzi e questo è bello. Sì, sai, poi alla fine si affrontano le campionesse d'Italia e una neopromossa che è in fondo alla classifica. Diciamo che se gli dai 30 punti, in teoria no, uno si aspetta di dire vabbè, hai fatto il tuo, ma in realtà Faenza ha dimostrato che bisogna affrontarla e soprattutto appunto bisogna giocare qui. Smorto col quarto fallo, la sua aggressività stavolta è andata un po' troppo oltre. È bello il dialogo con coach Andrea Mazzon, ancora lì a parlare, eccoli qua inquadrati, merita, anche se nel frattempo ha segnato il tiro libero Cupido, ma è una storia di basket anche questa che penso faccia piacere in una partita che, lo diciamo dal punto di vista dell'assegnazione dei punti in classifica, poco da dire, però ha ancora tante belle possibilità da raccontare qui sul parquet del Palasport Taliercio in questa Serie 1 Tech Find tra le campionesse d'Italia che provano ancora con la tripla di Penna che non va a segno, e poi attenzione a Smorto e Cupido che si sono scontrate, anche qui grande grinta da parte di entrambe, si è già rialzata Giovanna Smorto, rimane a terra la numero 9 Rosa Cupido, speriamo che non si sia fatta nulla, anche perché botta al braccio, vediamo ancora il replay, le due esterne che si scontrano, tanta intensità. Polso, credo. Sì, no, ma comunque è regolarmente in campo. L'importante è questo, perché tanto più essendo una partita che ha poco da dire dal punto di vista del risultato, sarebbe un peccato veramente andarsi a far male in quello che abbiamo definito un garbage time anticipato, nel quale vedremo che cosa sapranno inventare comunque le due squadre. Castello, il pallone le scivola dalle mani, lo recupera Beatrice Attura, Castello arriva da Tergo quasi per recuperarlo, il cambio di lato di Penna, poi Smorto, la penetrazione, lo scarico, ancora la circolazione perimetrale, Madera da 3 punti, la tripla di Sara Madera va a segno, 6:02 da giocare, con i 3 punti di Madera è il nuovo massimo vantaggio perché sono 29 adesso, 7-2, 4-3. Il tiro di Canzi, canestro dunque per Faenza che arriva a quota 45, 7-2-4-5. Stavo vedendo appunto l'aggiornamento del tabellone mentre ci avviciniamo al giro di boa dell'ultimo quarto. Elisa Penna chiude il palleggio, scarica per Petronite, il tiro dalla lunetta, colpo di frusta con il polso di Gigi Petronite che chiaramente non è al top della condizione, la si vede, ma riesce comunque a salire a 4 punti con questa bella esecuzione del nuovo più 29 Umana Reyer. Manzotti, Castello, linea di fondo, batte proprio Petronite e poi va a segnare subendo il fallo, e qui Petronite, ripeto, commette un'ingenuità che non è da lei, si vede che non è in condizione. Sì, qui l'ha proprio lasciata sul posto e anche commesso fallo, però appunto queste sono partite in cui, visto che il punteggio è abbastanza segnato, può giocare e ritrovare forma, e al contempo in realtà Mazzon può risparmiare Thornton e Ndur che sono in panchina da lungo tempo. Completa il gioco da 3 punti Castello, 7-4-4-8 sul tabellone italiano, e adesso si entra nella seconda metà dell'ultimo quarto. Petronite vuole rifarsi, lo fa con il suo ottimo uso del piede perno, la appoggia al tabellone, 7-6-4-8. Attacco di Faenza con Cupido, marcata da Attura, ancora Cupido che segna un bel canestro in faccia a Beatrice Attura, e dunque di nuovo elastico a meno 26, 7-6, 5-0. Continuano a trascorrere però i secondi verso il 40° minuto. Attura, Smorto, poi Madera, bella difesa qui da parte di Manzotti, il sottomano, l'appoggio al tabellone, piccolo break per la formazione ospite che prova appunto a rendere meno pesante la sconfitta qui al Taliercio, al termine di una partita in cui è stata abbondantemente a contatto delle avversarie. Pronta ad entrare intanto Matilde Bianchi, dicevo, per oltre metà partita
Faenza è stata lì con le campionesse d'Italia, adesso in difesa, e adesso il cambio. Rientra Matilde Bianchi, bella anche questa fiducia di parte di coach Mazzoni. Sì, tra l'altro quando ha giocato negli scampoli in cui è riuscita a entrare in campo ha dimostrato che nonostante la giovane età, insomma, ha una certa padronanza, non si fa intimorire. È chiaro che appunto adesso bisogna un po' arrivare fino alla fine nel miglior dei modi senza strafare. Vediamo che anche Faenza... Esatto, due ragazze giovanissime in campo, da una parte Arianna Minguzzi, dall'altra Matilde Bianchi, e si vanno a marcare adesso sotto canestro più bassi di me, è tutto dire, insomma, al di là delle battute arriva questo fischio un po' salomonico, perché o era fallo o era palla di Faenza. Era fallo sicuramente, ma comunque diciamo rimessa ancora per l'Umana Reyer, con un altro cambio alle viste per la squadra di Simona Ballardini. Bisogna prendersi il tiro, lo fa Elisa Penna, ha sbagliato dei canestri molto più semplici, questo aveva una difficoltà immane. Sì, qui proprio nel ritmo, e qui anche palla recuperata dall'Umana. E corre in contropiede Beatrice Attura, l'appoggio al tabellone e superata i 30 di vantaggio. 29-9, scusate, perché era arrivato giustamente il break di Faenza per limare, ma l'Umana Reyer ha ripreso subito il più, 29-81 a 52, tripla aperta, la sbaglia proprio la nuova entrata. È bello che abbia anche un bel piglio. Vediamo se Matilde Bianchi a sua volta viene spinta fuori dal campo da Cupido, e è solo per il terzo fallo, quindi non andrà in lunetta. Credo che le compagne in questi 3 minuti e 17 cercheranno di far segnare il canestro a Matilde Bianchi. Sì, sarebbe bello, perché poi alla fine sono minuti di grande utilità per ragazzi giovani come queste, poter giocare, insomma, nel massimo campionato italiano. Il pallone nelle mani di Sara Madera, poi Elisa Penna, ancora gioco a 2 con Madera, che apposta i piedi e mette la tripla, anche lei lunga con mano delicata, tripla di Madera, e 8-4-5-2. Adesso sì, il trentello è superato, sono addirittura 32 i punti di vantaggio dell'Umana Reyer. Policari, la stoppata di Petronite, e poi finisce per terra Madera scontrandosi con Bianchi. La rimessa bellissima, il gesto di Madera che ha detto sei stata tu a Matilde Bianchi. Lei ha fatto segno di sì, è andata dalle 5, anche se Sara Madera è da tanti anni che la vediamo ai vertici, ma è pur sempre una 2000 anche lei. Sì, è che ormai ce lo dimentichiamo, siamo abituati, perché ha giocato parecchio. E non a caso è nel giro anche della nazionale, è uno dei prospetti più interessanti del basket italiano, dopo essere maturata in prestito, e intanto sbaglia Canzi il sottomano, dopo essere maturata in prestito a Broni, e intanto arriva una palla persa per Attura. Torno in campo, dai, diciamo, è stata in prestito in un paio di squadre Luca Broni, e ha migliorato, poi è tornata alla Reyer. Adesso arriva la tripla di Policari a 2:26 dalla fine, il canestro che riporta sotto i 30 il ritardo di Faenza. Per Policari sono però soltanto i primi 3 punti della partita, e anche questo è un dato significativo. Fallo in attacco di Gigi Petronite, palla persa, dunque secondo fallo di Petronite, 2:13 da giocare, e ritorna in possesso di palla Faenza. Non c'hanno i tiri liberi, anche se il bonus è speso chiaramente, perché in possesso di palla era l'Umana Reyer, che ora è in difesa, con la circolazione buona da parte della squadra ospite. Il tiro di Cupido, anche qui baciata dai dei del basket, perché appoggia al tabellone un tiro che secondo me non voleva cercare la sponda, ma alla fine arriva il canestro ed è meno 27, 10 punti per Cupido. Vediamo Bianchi se andrà a penetrare, no, scarica per Attura, poi Madera, ancora Attura, siamo negli ultimi 100 secondi e perde la maniglia, poi ancora Madera, gran movimento di Sara Madera, è una lunga, dobbiamo ricordarlo. 10 punti anche per lei. E qui ha fintato il passaggio, poi è andato fino al canestro. Grandissima anche intelligenza cestistica dimostrata in questa azione. 8-6-5-7-1-25 da giocare, la palla che arriva direttamente in panchina. Altro cambio alle viste per la squadra ospite. Entra, se non vado errato, Cappellotto, l'arbitro di mezzo. Sì, è Cappellotto che rientra al posto di Cupido. 1:22 da giocare
La rimessa sarà effettuata da Sara Madeira per l'Umana Reyer. C'è Matilde Bianchi vicina per farsi consegnare il pallone, ancora il duello con Minguzzi e giustamente il pubblico del Tagliaccio ringrazia le ragazze dell'Umana Reyer per questa bella vittoria. Va su Bianchi e porta a casa il fallo che la manderà in lunetta, direi la randellata più bella della sua vita. Sì, e come dicevo non ha paura, perché qui era evidente che c'era ben presidiata l'area, ma è arrivata fino al ferro e ha portato a casa i 2 tiri liberi. Brava Matilde. E adesso tutti ad aspettare l'esecuzione di Matilde Bianchi dalla lunetta, segna e tutti ad applaudire perché Matilde Bianchi si iscrive alla partita con il tiro libero del 87esimo punto dell'Umana Reyer, ne ha a disposizione un altro e fa 1 su 2, la lotta a rimbalzo premia però l'Umana Reyer, un punto c'è comunque diciamo per Matilde Bianchi. Sì dai, un punto l'ha messo a referto e comunque appunto ha dimostrato che può reggere certe partite. La rimessa dal fondo, brava Gigi Petronita a costringere all'errore le avversarie, il pallone per Sara Madeira, sbaglia, ma ancora il rimbalzo offensivo dell'Umana Reyer con Attura che si lamentava per un contatto, non erano di questo avviso gli arbitri, la tripla di Policari, l'errore, il rimbalzo di Canzi, ancora lei, il tiro dalla linea di fondo, poi Madeira che anticipa il rimbalzo, riapre per Attura, 50 secondi alla fine della partita, ancora Beatrice Attura con il palleggio aperto, prova ad andare via sfruttando il blocco di Petronita, bello scarico, Bianchi per Madeira, se va la tripla c'era anche un assist, no, ma c'è il rimbalzo offensivo di Gigi Petronite, poi Penna, Attura, ultimi sgoccioli dell'azione, 7 secondi esattamente con Beatrice Attura che si prende la tripla, non va, ancora rimbalzo offensivo, stavolta di Sara Madeira, non può ancora arrivare fino alla fine l'Umana Reyer che decide allora di attaccare con Beatrice Attura contro Castello, dentro fuori, la tripla di Madeira è corta, stavolta il rimbalzo è di Faenza, ultimi 13 secondi, il pallone nelle mani di Minguzzi, marcata da Bianchi, ancora la circolazione per Policari, 5 secondi, Policari, Canzi, ultimo secondo, la tripla non va, 8-7, 5-7 è il punteggio conclusivo. Andrea, come detto in precedenza, io saluto per ora lasciando la postazione per andare in postazione interviste e ti lascio per commentare, poi vedremo se andremo, ci palleggeremo la linea.